Il libro, come dice il titolo, è un viaggio di due persone che si conoscono da decenni e che cerca di ricordare non solo alla Chiesa che ci sono modi di sviluppare la propria spiritualità anche magari diversi da quelli che sono di moda. Il libro è una domanda dal mio punto di vista, è una domanda che non è posta solo ed esclusivamente a chi cattolico è, ma anche a un laico. È interessante perché provoca una riflessione rispetto al ruolo della Chiesa oggi e come è andata evolvendo nell'arco degli ultimi 20 o 30 anni e probabilmente anche con l'ambizione di indicare qual è una parabola. Quindi è una lettura comunque utile.